Sindaco, il pistacchio di Raffadali è il re di questa festa e la pone al centro della Sicilia per una cosa bella, una produzione straordinaria. L'oro verde di Raffadali, noi speriamo di investire molto per dare il futuro ai nostri giovani che devono avvicinarsi all'agricoltura biologica, al pistacchio, è molto redditizio, dobbiamo cercare e dobbiamo sforzarci tutti assieme per cercare di fare scappare i nostri giovani da questo territorio. Noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo il pistacchio e stiamo valorizzando il pistacchio. Io penso che ognuno deve valorizzare quello che ha nel proprio territorio per cercare di invogliare i giovani a investire e rimanere nella nostra terra. Non solo, è anche turismo, perché l'anno scorso avete registrato numeri enormi, 70.000 visitatori. Diciamo che ci impegniamo molto nell'organizzazione, forse un po' meno in comunicazione, però nonostante ciò l'anno scorso abbiamo avuto oltre 60.000 presenze, speriamo quest'anno di aumentare ancora e di avere molte persone che partecipano a questo Fastuca Fest. Abbiamo già avuto molte persone che hanno prenotato, tutti i B&B della zona sono pieni, io penso che avremo di nuovo un altro successone. Sindaco, lei indossa un cappello da chef. Abbiamo tutti gli chef della provincia e forse anche qualcuno che viene oltre la provincia qui a Raffadali, perché tutti insieme stiamo lavorando e si sono impegnati, devo dire, a titolo gratuito per cercare di rilanciare questa festa e di rilanciare questo territorio. Organizzazione al top anche quest'anno per il Fastuca Fest. Sì, diversi direi mesi, ma se non dal giorno dopo dell'anno scorso già abbiamo iniziato a lavorare per un evento che quest'anno si rinnova con tantissime novità, con tantissime aziende che guardano a questo progetto del Fastuca Fest con interesse e soprattutto un territorio che continua a crescere grazie al pistacchio di Raffadali e a questo lavoro che si sta facendo nel territorio su 33 comuni con oltre 100 associati. Una festa che avrà momenti diversi, dalla possibilità di venire anche la mattina, del sabato e la domenica con attività per bambini, alla parte convegnistica di sensibilizzazione della salute e praticamente con degli chef, anche con gli show cooking, con alcuni chef anche importanti, quali Natale Giunta, quale Villatena, quali quelli della Brigata Mantra Rossa. Un programma ampio, un'attività che presuppone tantissimo impegno, tantissimo aiuto sia da parte delle aziende che ci credono, sia da parte di tanti volontari, ma dalla comunità raffadalese che in qualche modo contribuisce un po' ogni anno alla migliore riuscita di questa festa. Pistacchio, re di Raffadali, ma della pasticceria raffadalese in particolare. Sicuramente, come potete vedere ogni anno siamo presenti a questa bellissima manifestazione di Fastuca Fest. Abbiamo inaugurato la serata con una torta gigantesca, ma più tutta l'associazione pasticcere della nostra regione, e proprio è l'augurio di questi 3 giorni importanti che a Raffadali si terrà della Via del Gusto. Il tema, come ben sapete, è la lavorazione del pistacchio di Raffadali, come poco fa diceva anche il Presidente, fra non molto diventa DOP, abbiamo da ottenere al DOP e questo per noi è un bel riconoscimento. Poi le aziende che rappresentano le lavorazioni di questo prodotto importante di qualità diventano sempre più eclatanti in parte dell'Italia ma anche all'estero. Venite a degustare perché è un bel evento, è una crescita del nostro territorio, della nostra Raffadali, della nostra Agrigento, della nostra Sicilia. Grazie a tutti, buon avvento. Il pistacchio di Raffadali è un'occasione straordinaria di crescita per il territorio, ma anche di esprimere la creatività di chi, come voi, con della cucina ne fa un mestiere. Sì, è vero. Dico, dobbiamo valorizzare il nostro prodotto, ma io lo dico con tutto il cuore e sinceramente, il pistacchio di Raffadali ha qualcosa di particolare, è veramente un'eccellenza e noi cerchiamo di usarlo il più possibile con i nostri piatti, perché poi ci aiuta pure nel nostro lavoro, nella cucina. Quindi usare il pistacchio nostro è un piacere, è un onore e fa pure bene al territorio, perché tanti giovani hanno bisogno di lavorare, sono tanti giovani che cercano di fare qualche cosa. Allora questa è un'occasione per i giovani di spronarli, di dire mettetevi in questo percorso che sicuramente potete avere un avvenire nella vita.
Apertura del Fastuca Fest con una mega torta, come l'avete preparata? Allora, intanto ringraziamo il Presidente Rino Fenda e tutti gli organizzatori che ci hanno invitato, mi hanno dato pienamente fiducia in questa bellissima impresa. Diciamo che abbiamo fatto una torta da circa 300 kg con pistacchio puro di Raffadali, con una crema Santo Stefano che è ricotta fresca, l'abbiamo fatta tutta sul posto. Una torta molto sul tema del pistacchio di Raffadali, abbiamo abbinato anche la fontana che è il simbolo di Raffadali con una scultura anche in croccante. Per fare questa torta abbiamo usato circa 150 kg di ricotta fresca, 25-30 placche di pan di Spagna, della frutta candita e poi abbiamo messo anche un bellissimo variegato che è una salsa al pistacchio puro di Raffadali, quindi abbiamo dato tutto il tema che oggi ci hanno richiesto. Diciamo che è una cosa molto bella perché va tutto in beneficenza all'associazione della ricerca sul cancro, come abbiamo fatto già la prima volta per la festa San Calogero, quindi noi facciamo questi bellissimi eventi anche per aiutare a chi ci potrebbe avere veramente di bisogno.